Scudetto sì, scudetto no. 15 punti di vantaggio su chi ci insegue. Il Napoli ha già vinto lo scudetto oppure c'è da aspettare? Andiamolo a chiedere ai tifosi. No, io penso che abbiamo vinto lo scudetto. È fatta. Allora, sulla carta potrebbe essere che sia già vinto, però noi a Napoli siamo scaramantici, quindi aspettiamo il 4 giugno per festeggiare. Guarda, secondo me sì, lo portiamo a casa. Quest'anno lo scudetto è nostro, quest'anno è nostro. Forza Napoli sempre. No, per me non ha vinto, finché non abbiamo finito il campionato, per me non ha ancora vinto. Sì, confermo. Però io so che sei tifoso del Milan. Confermo. Sì, è forte, sì. Siamo i più forti. Io lo vogliamo fare un appello a tutti i tifosi della Juve, il Napoli l'ha già vinto lo scudetto, diciamolo a tutti i tifosi juventini. Il Napoli, allora, alla Juve, parlo per la Juve, quella Juve là, non siete nessuno vicino a noi, siamo i più forti a Napoli. Forza Napoli! Ha vinto, a forza. Obbligatoria sta cosa. Sì, per me sì. No, basta festeggiare come se già avessimo vinto questo scudetto, per favore. Siamo superstiziosi. E non voglio dirlo perché per scaramanzia, però ho visto qualche bandiera appesa in giro per Napoli e sta già festeggiando il terzo, però Si è da tutte le parti. io non dico niente. Ormai ci si è ritutelato da tutte le parti e se non lo vince, cioè, è quasi impossibile. Mio padre ha una mentalità molto provinciale, quindi lui pensa che già abbiamo vinto lo scudetto. Io sono partite che gli dico no, guardiamo una partita alla volta, una finale alla volta e ci andiamo di Napoli-Salernitana, che è la prima disponibile per lo scudetto. E speriamo bene. Già vostro. Sì, è già vinto. Dall'anno scorso, secondo me. Sì, l'ha già vinto. Cercate di portarvelo a casa perché ve lo meritate dopo tanti anni. Poi insomma io sono un tifoso della Roma e la Juve non la possiamo più vedere lassù, il Milan non lo possiamo più vedere lassù, l'Inter non lo possiamo più vedere lassù. Insomma, tifiamo voi, dai, quest'anno ve lo meritate, ve lo portate a casa. Non perdete più, mi raccomando. Non l'ha ancora vinto, io fino alla matematica certezza non dico niente, non ce la faccio a sbilanciarmi. Già l'ha vinto, sicuramente, già l'ha vinto. Siamo primi già da 22 giorni, 24 giornate. Ha vinto già, mi pezzi in casa qua, non vi preoccupate. Quella scaramanzia, siamo a posto, l'abbiamo vinto. Ciao, un bacio a tutti, forza Napoli. No. Perché? Ancora lungo il campionato e matematicamente il Napoli non possiamo ancora essere certi della vittoria. Secondo me no. Perché? Perché non è ancora matematicamente vinto. Quindi quando lo vincerà matematicamente si potrà esultare, non si sa mai. Prof, bisogna mettergli un voto in più perché... Preciso e matematico, però spero che lo vinca perché gioca bene il Napoli, io posso dirtelo, io sono di Verona, però posso dirlo, spero che lo vinca il Napoli lo scudetto perché gioca bene, perché è una bella squadra da giocare. Già vinto. Ma come lo festeggerà lo scudetto? A casa, con mia moglie. Deve giocare fino all'ultima partita, deve avere la certezza aritmetica. Prima non si festeggia niente e neanche fare, come dire, i soliti scongiuri e cose. Lasciateli giocare, giocano benissimo, ci divertiamo, continuiamo a divertirci. Scaramanzia è d'obbligo, punto. Lo so, non mi voglio esprimere ancora a merito, sono ancora un po' scaramantico, ti dico la verità. Tu allora sei del partito che il Napoli non ha ancora vinto lo scudetto, bisogna aspettare. È ancora lunga, il cammino è ancora lungo, quindi abbiamo le carte giuste, però aspettiamo un altro po' per parlare. Da un bel po' credo. Non si dice, no, porta sfortuna. Io penso che dobbiamo aspettare un po' ancora. È meglio non anticipare, almeno così penso. Io sto in silenzio, aspetto i risultati il giorno che festeggerò quando sarà. Ora non mi sento di dire niente perché sinceramente siamo in una posizione buona, però dobbiamo aspettare. Ma Napoli deve essere che quadruno che tiene. O veniamo per lo scudetto. Si pensa, ma quello è il gioco. Ma penso che Napoli spera che piglia lo scudetto. Secondo me no, dobbiamo aspettare, dobbiamo stare tranquilli e festeggiare al momento giusto. Già ce l'ha in tasca, già l'ha vinto. È inutile che queste iene assiccino Napoli, ma quando va? Per lo scudetto deve scoppiare il Vesuvio a dare l'aereo come c'è squadra Torino. Speriamo di no. Però ci stanno un po' appostati. Per me l'ha vinto già. Chi diceva? Tapatone.
Non chiamare i catti, se non ce l'hai nel sacco. Quindi per il signore no. È il signore no. Ma è difficile che perdi solo lo scudetto quest'anno. Però no, perché aspettiamo la matematica. Se la matematica ci dà ragione possiamo vincere benissimo. A parte la caduta di questa settimana.